oltre 930.000 nuovi ingressi nel mondo del lavoro fra giugno e luglio. È il trend a cui dovremmo assistere in base alle previsioni di un'indagine Union Camere Ampal. 2 lavoratori su 3 troveranno impiego in una piccola impresa con meno di 50 dipendenti. Il maggior numero di assunzioni si concentrerà invece nel sud del paese. Il 72,5% del totale dei lavoratori in entrata sarà nel settore dei servizi, il 20% in quello dell'industria, il resto, il 7,5%, nelle costruzioni. A dare una risposta positiva a chi è in cerca di lavoro saranno soprattutto le piccole aziende. Durante il G20 a Fukuoka, in Giappone, i partecipanti hanno evidenziato la necessità di riformare le regole della tassazione internazionale sulle grandi industrie tecnologiche, come Amazon, Google e Facebook. L'idea è di arrivare entro la fine del 2020 alla piena operatività del nuovo regime fiscale, che prevede di tassare le multinazionali digitali superando il requisito della loro presenza fisica. Il parametro quindi non sarà più la collocazione dei loro uffici, spesso ubicati in paesi a tassazione particolarmente premiale, ma il luogo dove i big registrano le loro entrate. I relatori in Commissione di bilancio hanno presentato una nuova serie di emendamenti, inclusa una proposta per passare allo Stato parte del debito storico della capitale, 1,4 miliardi, e per venire incontro ai comuni in dissesto e predissesto. È programmata l'istituzione di un fondo ad hoc dove far confluire gli eventuali minori esborsi per rinegoziazione dei mutui da parte del commissario al debito di Roma, che verranno usati per i debiti delle città metropolitane. Tra le altre proposte anche un emendamento che assegna un bonus per i mecenati delle scuole superiori, stanziati 3 milioni di euro nel 2021 e 6 a regime. Primo vertice tra il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i Vice Premier Matteo Salvini e Luigi Di Maio dopo le elezioni europee. L'incontro a Palazzo Chigi è durato circa 2 ore. Tra i temi sul tavolo, la trattativa con l'Unione Europea per evitare la procedura di infrazione. Tutto bene, incontro positivo, ha fatto sapere Matteo Salvini attraverso una nota. Obiettivo comune è evitare l'inflazione, garantendo la crescita, il diritto al lavoro e il taglio delle tasse. Non ci sarà nessuna manovra correttiva e nessun aumento di tasse. Sulla stessa linea d'onda, il ministro del lavoro Luigi Di Maio che commenta: al vertice un clima positivo di chi vuole lavorare al massimo per l'Italia. Il primo obiettivo e la priorità in questo momento è abbassare le tasse e lavoreremo per questo.